Appunti di storia e di costume, Carlo Nordio. Come nasce, dottore, l'idea di questo libro che raccoglie un po' la storia, i contributi che lei ha dato in tanti anni con argomenti completamente diversi l'uno dall'altro? Nasce anche dal desiderio di conservare un po' il ricordo di questi 4 anni di terze pagine del giornale, sono pubblicate sul Messaggero di Roma e sul Gazzettino di Venezia e dello stesso gruppo editoriale. Ho pensato che fosse un peccato non raccogliere perché molte persone me lo domandavano. L'editore Piazza è stato così gentile da intraprendere questo rischio imprenditoriale e sono contento che possano restare perché trattano di argomenti completamente diversi l'uno dall'altro e quindi una persona può anche iniziarlo dalla fine se vuole, perché ci sono articoli sulla seconda guerra mondiale, sui grandi processi, anche appunto di storia e di costume. Si parte dai tempi del processo di Gesù fino a quello di Norimberga e ad altre cose che sono appunto di attualità. E in epoca Covid che contributo potrebbe dare questo libro per leggere la situazione che stiamo vivendo? Allora, mettiamola così, un libro che stimoli la curiosità su quanto è accaduto nella storia negli ultimi 2000 anni, ti arricchisce o dovrebbe arricchirti culturalmente, e quando ti arricchisci culturalmente vedi le situazioni sotto una prospettiva più vasta di quelle che possono sembrare e giudichi con più imparzialità. Per quanto mi riguarda, io penso che in questo momento il Covid sia necessario affrontarlo con la vaccinazione, con i tamponi, con la fiducia nella medicina, anche se come tutte le scienze è una scienza che ha dei limiti e qualche volta fa anche degli errori, però l'unico strumento che abbiamo per combatterlo è quello proprio di combattere la superstizione. In questo caso la superstizione significa combattere i Novax. Dottor Benazzi, questa sera noi la vediamo in una nuova veste perché soprattutto ha voluto sostenere il progetto del magistrato Carlo Nordio. È un libro bellissimo che ho letto avidamente, devo dire la verità, una serie di articoli sulla vita quotidiana, sulla quotidianità, su quello che è successo nel tempo, che sono tra loro poi molto correlabili e anche semplici da leggere, quindi veramente uno viene affascinato da questo libro. Contemporaneamente perché la passione di presentare una persona come il dottor Nordio per me è un onore, per cui lo faccio più che volentieri. E poi lo dico ridendo, nella mia seconda vita, se ci sarà, vorrei fare il giornalista. Maestro, questa sera Farra di Soligo omaggerà i suoi 60 anni di attività artistica non solo nell'Alta Marca trevigiana ma in tutto il mondo, perché le sue opere si trovano in ogni angolo della terra. Certamente, per me è un onore perché già l'amministrazione comunale di Farra di Soligo 5 anni fa mi ha nominato cittadino onorario di Farra di Soligo. Questa sera mi incontro con il giudice e scrittore Carlo Nordio che presenterà il suo libro e in concomitanza presenterò 60 anni di attività scultorea di tutti i monumenti che ho sparsi nel mondo e un filmato che è una novità perché non ho mai mostrato niente di tutte le opere che ho fatto. Sindaco, sono appena finiti gli eventi estivi nel suo comune culturale, ripartono subito quelli autunnali con un programma molto ricco e questa sera addirittura Carlo Nordio. Sì, continua una rassegna ricca per tutto il mese, appunto è stato molto ricco il mese estivo, ma adesso ripartiamo anche con gli eventi autunnali. Questa prima serata che dà il via agli eventi del periodo autunno-inverno è proprio con il procuratore Carlo Nordio, con il nostro concittadino, il maestro Carlo Bagliana e il dottore Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS, quindi 3 personaggi qui a Farra di Soligo questa sera che mi fa piacere ci siano, tra l'altro per presentare il libro in anteprima del procuratore Nordio, per cui sono ben felice di essere qui questa sera e soprattutto di aver potuto organizzare una serata come questa.